Va ora in onda Filo Diretto. Filo diretto, e se vogliamo sentire anche le vostre opinioni potete chiamare tra il bue e l'asino. È piaciuto a Laura, che salutiamo, da Bologna. Intanto 02 66 20 35 29 se volete dire la vostra sugli argomenti del giorno, tra i quali oltre alle questioni già citate vi segnalo anche, oltre ai pezzi, diciamo, dai quotidiani di oggi che già vi citavo, vi segnalo anche, già che ci siamo, la questione Montepaschi sul Tempo di Roma. La grana Montepaschi che scuote il governo, Fratelli d'Italia, 5 Stelle e Lega chiedono al ministro Franco di riferire in Parlamento, Salvini dice no alle svendite. Boschi da Italia Viva attacca D'Alema. Sul tavolo la trattativa di Unicredit per comprare la banca senese. Nel mirino il ruolo di Padoan, che è stato ministro e poi numero 1 della banca. Sbarca in Parlamento la grana Montepaschi Siena, che mette in agitazione governo e partiti. Scrive per esempio Il Tempo stamani, Il Tempo di Franco Bechis. La trattativa sull'acquisizione della banca da parte di Unicredit è diventata a tutti gli effetti un caso politico, con la richiesta in aula alla Camera da parte di Lega, Fratelli d'Italia e 5 Stelle di una informativa urgente da parte del ministro dell'economia, Daniele Franco. Cercheremo di rispondere nella prossima convocazione con la conferenza dei capigruppo, ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento D'Incà. Ad attaccare Matteo Salvini, che dice no allo spezzatino. Vendere, o meglio svendere adesso in queste difficili condizioni di mercato non ha senso, dice Salvini, allo Stato, quindi ai cittadini, costerebbe molto meno garantire la prosecuzione delle attività a Montepaschi Siena e una messa sul mercato in tempi migliori. A Siena i cittadini voteranno per il seggio parlamentare il 3 ottobre perché il deputato del PD, Padoan, si è dimesso per andare a fare il presidente di Unicredit. Vi sembra normale? Dalla maggioranza parla Maria Elena Boschi anche. Padoan ha evitato il disastro per Montepaschi nel 2017, chi l'ha distrutta va cercato negli ispiratori di strani accordi con Banca 121 e il mondo dalemiano in Puglia fino alla sciagurata operazione Anton Veneta, così Maria Elena Boschi. Intanto c'è una telefonata allo 02 66 20 35 29 e sentiamo subito la telefonata. Nel finale del brano di Gebhardt, Tour Dion, famoso prezzo tardo medioevale, scrive un altro ascoltatore, molto fine nella sua cultura musicale. Grazie anche a questo amico all'ascolto. Pronto? Giulio Walter, buongiorno. Buongiorno Walter. Due considerazioni. Stamattina ho sentito l'intervista fatta da te e da Antonino al dottor De Donno e devo dirti che mi venivano i brividi. Sì, no, è vero, è risentita a distanza di tempo di un anno e passa, fa venire i brividi per certi versi. Porca miseria. Una domanda, forse voi avete più agio di me nel trovare la risposta. Come si chiama? Il protocollo di Bella per la cura del cancro venne dal ministro Veronesi mandato per una verifica a Pisa e da lì giunsero le risposte che era un metodo del tutto non attendibile, bla bla bla, insomma bocciato. De Donno, la plasma iperimmune, viene mandata alla verifica, tra le altre, anche a Pisa. La domanda è, ma Pisa cos'è? Il porto di mancato approdo? Perché a Pisa? Dopo quello che ha detto De Donno questa mattina. Una domanda io me la farei, una semplice domanda, tutto qui, era questo il mio dubbio. Grazie Giulio. Bene, alla domanda neanche io riuscirei a rispondere, a dire la verità, però noto questa curiosa coincidenza, diciamo così. C'è un'altra telefonata, 02 66 20 35 29, pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Massimiliano. Ascolta, io non ho mai creduto, si può parlare a schema libero o sì, c'è qualche... assolutamente sì. Ok, allora io non sono mai stato uno che crede alla fortuna, alla sfortuna, eccetera, eccetera, però da quello che è successo ultimamente, sai, un po' di dubbi mi crescono. Allora, governo Lega 5 Stelle. La Lega ha avuto dei risultati eccezionali, bloccato gli sbarchi clandestini, abbiamo fatto quota 100, siamo riusciti a fare le tasse al 15% per i 100.000 euro,
per cui risultati eccezionali. Dopodiché, quando Salvini è uscito, governo PD 5 Stelle, in Italia è successo di tutto. È arrivato il Covid, migliaia di morti, un modo di gestire la sanità pazzesco, ospedali che non avevano i medicinali, poi è arrivato Conte, no? Con Conte i vaccini non sono stati fatti, non sono stati comprati, alcuni faceva le margherite e tutte queste cose, un disastro veramente. Fortunatamente poi è successo che Conte è saltato per aria ed è arrivato il governo Draghi-Lega e da lì è cominciato un po' la rifioritura. Cioè praticamente sono cominciati a fare 500-600 mila vaccini al giorno, la popolazione è stata vaccinata, il Covid piano piano è regredito, per poi non parlare ad esempio anche dei risultati che sono stati ottenuti in tema di sport, campioni d'Europa nel calcio, ieri queste due cose eccezionali che sono capitate che l'Italia non ha mai avuto, in più oggi mi sembra di aver letto che la quarta ondata si sta calmando. Secondo te chi è che portava rogna? Conte o Draghi? Salvini o 5 Stelle? Ti saluto. Beh, l'hai fatta un po' lunga, però portar rogna non mi sembra una roba sulla quale si possa ragionare più di tanto. Mentre invece noto che tanti messaggi sono riferiti all'intervista al professor De Donno che abbiamo rimandato anche stamattina alle 7:30 circa. Ci si chiede di poterla scaricare. Potete trovarla facilmente nella pagina Facebook della radio, è in taglio alto, è fissa in alto, è stata vista da tante persone, quindi la cosa più veloce da fare è quella lì per riascoltarla, e la terremo lì a disposizione di tutti sulla nostra pagina che è stata molto percorsa proprio per questa intervista. Si fa fatica a credere, scrive un altro ascoltatore, che il dottor Di Donno si sia suicidato, così motivato battagliero, amante del suo lavoro, rispettoso dei pazienti. Forse sarebbe stato meglio per lui se avesse accettato proposte altrove, in un altro paese sarebbe stato riconosciuto il suo studio, scrive un ascoltatore. Un altro ringrazia appunto per poter riproporre l'intervista al dottor De Donno, un atto d'accusa senza appello per chi è ancora lì a decidere la vita e la morte di noi poveri cristi. E comunque vi ripeto, potete trovarla costantemente sulla pagina Facebook della radio e lì anche riascoltarla. E ancora dalla nostra messaggeria WhatsApp 346 64 27 756 Lorenzo che scrive: la bomba di Maria Elena Boschi, gli strani accordi ispirati dal mondo di D'Alema su Monte Paschi, peccato che quando erano della stessa parrocchia non diceva le stesse cose su D'Alema. Abbiamo il tempo forse di sentire qualche altra telefonata. 02 66 20 35 29, alle 10 abbiamo la rubrica sul referendum, tra pochissimo. Pronto? Buongiorno. Ciao Giulio. Ciao Carla. Chi sono? Ciao. Come stai? Mi sono ripresa dallo shock. Sì. Clara. Senti, Clara, ho detto che mi sono ripresa dallo shock, dai. Quale shock? La vita va avanti. Quale shock? Lo shock del suicidio di De Donno. Vabbè, che mi viene ancora il magone, guarda. Volevo dirti solo una cosa, che quando tempo fa c'era Fontana in diretta, in una vostra trasmissione, io mi sono permessa di farle una domanda sulle cure alternative nella sua regione. Non si è neanche degnato di rispondermi. E qui in Trentino, perché anche in Trentino avevano detto che avevano aperto delle in ospedale, insomma, per fare queste cure. Invece non era proprio vero niente, perché io ho due mie amiche infermiere hanno detto che non hanno mai curato con le cure alternative. Quindi anche delle regioni, ormai io non mi fido più, ti giuro, non mi fido più di nessuno, solo di me stessa, guarda. Ciao Clara, Giulio. ti ringrazio, ti saluto. Ciao. Intanto c'è un'altra chiamata, poi c'è Alessandro da Bologna che manda un link a un'intervista di Red Ronnie con il dottor Fabio Milani di Bologna.
fatta il 3 luglio del 2021 su YouTube. Fabio Milani di Bologna, conversazione con Red Ronnie. L'ho anche vista questa conversazione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, telefono da Como. Io volevo fare un'osservazione. Qua ci si sciacqua la bocca di nazionalismo. Allora se si parla di nazionalismo, io pretendo che si parli la lingua italiana. Nelle università, perché la maggior parte dei nostri parlamentari sono laureati, bisognerebbe insegnare ancora la lingua italiana, perché o si elimina completamente, si parla inglese o si parla italiano, perché tanti termini, io l'inglese non lo so e tanti termini non li so decifrare, anche se me li spiegano. Se mi parlate in italiano so per certo chi mi frega e chi non mi frega, perché parlare in lingua straniera, avete l'esperanto che si voleva mettere come lingua europea e internazionale è andata a monte, adesso si vuole far parlare tutti in inglese, o si è nazionali o si è mondiali. Dunque per il mondo si parla inglese, allora cerchiamo di capirci, o si parla italiano in Italia o se elimina si parla in inglese. Vi ascolto per radio, grazie mille. Bene, allora che cosa dobbiamo fare adesso? Andiamo in pausa, giusto? Sì. Avete ascoltato Filo Diretto. Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum